Eccoci allo stadio Battaglini di Rovigo, quarta giornata del campionato italiano eccellenza, giornata soleggiata, godrà forse anche di un vantaggio eventualmente. Inserimento di Biffi, l'estremo che trova il break e attenzione, se ne va in meta! Errore sull'1 contro 1, mi sembra di Akbas. Rovigo in favore di Vento, ma col solo in faccia. La trasformazione riesce. Placaggio, ancora passato il pallone, ancora Bronzini per Zanini, che è uno degli ispiratori delle manovre rossoblù di questo inizio stagione. Siamo a ridosso della linea di meta. Vediamo meta realizzata. Non solo a ridosso, ma la portiamo proprio oltre. Della squadra aquilana hanno giocato fior di campioni, sono scesi qui al Battaglini. La conquista. Ale, per fortuna Parker arpiona il pallone, lo accede a Riedo che è proprio sulla linea di meta. Molto bene. Per il morale, perché come abbiamo detto risottolineiamo il fatto che siamo in inferiorità numerica. Edo Lubian, siamo a un passo da lì, meta, manca un centimetro e mezzo, ecco la meta, ecco la meta, ancora Rovigo col prendi e vai. Invece Bronzini fase apre a tutta, ottimo inserimento di Peter Pavanelli, anzi di Luchin, chiedo scusa. E voilà Bronzini! Ottimo. Una meta alla Guancilegora! Questo è un buon lavoro. Un cartellino giallo proprio a un giocatore aquilano per proteste. Adesso un calcio di seconda che viene giocato ancora una volta velocemente dai rossoblù e la meta arriva con Riedo. Dell'anno scorso che non lo vediamo in campo a causa di un maledetto infortunio, quindi bentornato. Eccoci qua, palla al largo. Fratti, questa Mantelli, è buona. Rodriguez. Vai Killer. E arriva Lubian che marca la meta! Bentornato Killer. Molto bene. E voilà. Adesso abbiamo qualità qui, Mamma mia, più 3, vediamo cosa succede. Wow. Ed è la seconda meta di Lorenzo Lubian. Buone mani di tutti. 5 contro 3. Oi. Ci picchia! Bravissimo. I rossoblù hanno fatto esperimenti, hanno provato formazioni, hanno giocato bene tutti quanti, per cui è arrivato il momento. Vai, bene, meta ottima intuizione sul calcio di Mantelli, ma di tipo la vediamo uraniano, difficile. no, non è così, quindi la conversione di Mantelli è tale, la partita finisce